essere. Sabato sera pioggia e allagamenti, ieri la grande inondata di maltempo nel fine settimana, Padova in ginocchio, già firmato dal presidente Zaia, lo stato di crisi, danni anche a Treviso. Irritazione agli occhi, alle vie respiratorie, paura tra i clienti del centro commerciale Adriatico di Porto Gruaro, evacuato dai vigili del fuoco, spray urticante nell'aria, forse una bravata. Tragedia della strada Crocetta del Montello nel Trevigiano, a perdere la vita un centauro 31enne di Cittadella, a Zanè nel Vicentino 4 feriti in un frontale. 17enne di Monselice investita da un'auto pirata a Jesolo, il conducente un 26enne di Casale sul Sile si pente e si costituisce, denunciato per lesione e omissione di soccorso. Al via da oggi a Padova la rivoluzione delle zone a traffico limitato, varchi elettronici del centro storico accesi fino a ridosso della mezzanotte e i cittadini già protestano. Freccia del cielo, la funivia di Cortina compie mezzo secolo, presentata all'occasione la nuova La Cabina Via, biglietti da visite importanti per i mondiali del 2021 e la candidatura alle Olimpiadi. Torna per la terza volta ad Arco a Petrarca la manifestazione Calici di Stelle dal 10 al 12 agosto, assaggi e degustazioni nel borgo Simboli dei Colli. Ritrovati, prima edizione dei nostri telegiornali, lo avete dunque sentito dai titoli. In primo piano il maltempo che ha colpito l'intero Veneto, sabato pomeriggio una bomba d'acqua e un vento arrivato a soffiare fino a 60 km orari a Padova, domenica sera è arrivata la grandine, Padova in ginocchio, flagellata per 2 giorni da una violentissima ondata di maltempo. Il presidente della regione Luca Zaia ha già firmato lo stato di crisi. Sentiamo. 17:45 di sabato, il cielo di Padova come forse nessuno l'aveva mai visto e sulla città si scatena un vero e proprio inferno, 30 mm d'acqua in poco meno di mezz'ora, raffiche di vento a 60 km orari, il resto è storia. Allagata mezza città, corrente elettrica saltata in vie e quartieri e centinaia di alberi caduti. Qui siamo in via Goito, nel quartiere della Sacra Famiglia. Finisce il temporale, i cittadini iniziano a chiedere soccorso, 300 le telefonate in poche ore, intasati i centralini dei vigili del fuoco e della polizia municipale, scende in campo la protezione civile coordinata dall'amministrazione comunale, 150 le persone operative in pochi minuti, ma quello che si presenta agli occhi di tutti sono immagini che difficilmente si cancelleranno. Famiglie si ritrovano in tutta la città con alcune stanze e garage allagati, alberi secolari sono stati abbattuti anche in piazza Capitano. Infiltrazioni e finestre rotte al Pedrocchi, allagato l'istituto selvatico, danni a Palazzo Zuckerman e al Bo, è entrata acqua anche a Palazzo Moroni e poi abbattuti cartelloni stradali, sottopassi allagati e strade che si trasformano in fiumi. Danni in tutta la città, ma anche nei comuni della cintura, da Noventa, Padovana, Rubano e Selvazzano, danni anche sui colli, almeno 10 milioni di euro secondo prime stime e per fortuna nessun ferito. Domenica mattina il governatore del Veneto Luca Zaia riconosce lo stato di crisi, ma il peggio non è passato. Mancano una manciata di minuti alle 21 di domenica e sulla città, dopo la bufera, arriva anche la grandine. Alcune strade della città e di comuni vicini come Ponte San Nicolò si trasformano in distese di ghiaccio, cadono a quantità d'acqua persistente per circa un'ora e alcune strade si trasformano nuovamente in torrenti. Lunedì mattina torna a splendere il sole, la città ha bisogno di rialzarsi. Un'emergenza che però non è finita e sentiamo tutti gli aggiornamenti da Padova. Chiara Gaiani. Buongiorno da Padova e come potete immaginare la macchina dei soccorsi è ancora pienamente operativa in queste ore. Sono stati circa 300 gli interventi gestiti tra sabato e domenica nella città del Santo, ma il lavoro dei vigili del fuoco non è ancora finito. Abbiamo fatto pochi minuti fa il punto con la centrale operativa, 120 gli interventi in coda in tutta la città
città, soprattutto alberi caduti nei giardini e molti sopra automobili o veicoli. Nessun quartiere è stato risparmiato, ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Andrea Micalizzi. Problemi sussistono alla rete elettrica in alcune zone di Padova, alcuni semafori non funzionavano ancora questa mattina. Sembra, pensate, che la quantità d'acqua caduta ieri sulla città sia stata addirittura maggiore di quella di sabato pomeriggio e a questa si è aggiunta, come sappiamo, la grandine. Tutti al lavoro per far fronte all'emergenza quindi, e si affacciano anche le polemiche sul mancato preavviso ai cittadini di quanto è accaduto. Intanto è cominciato il difficile lavoro di conto dei danni che si annunciano ingenti a famiglie e privati, ma anche alle strutture pubbliche. Se non ci sono altre domande, direi che da Padova posso restituire la linea allo studio. Grazie Chiara. E maltempo che non ha risparmiato neanche Treviso e la zona sud della città, allagamenti, alberi abbattuti anche sulle mura dove è in corso il festival musicale Suoni di Marche, dove il concerto ieri è stato annullato. Prima la pioggia, poi la grandine e forti raffiche di vento che hanno fatto cadere grossi rami come quello che ha bloccato la circolazione lungo il Put a Treviso davanti all'Inps e abbattuto alberi come quelli che hanno messo in crisi la serata di Suoni di Marca. Il trevigiano non è stato risparmiato neppure questa volta dall'ennesimo nubifragio. 18 gli interventi effettuati nella serata di ieri e fino alle 2 del mattino dai vigili del fuoco, alcuni scantinati finiti sott'acqua, una ventina di centimetri il livello. In via Zermanese a Mogliano una grossa pianta si è abbattuta sulle auto in sosta. Sott'acqua a Suoni di Marca, sulle mura, il concerto dei Calibro 35 in programma per ieri sera è stato poi annullato. Situazione particolarmente critica nella zona dietro la stazione dei treni a San Zeno, colpito anche il quartiere di Sant'Antonino con il sottopasso della chiesa votiva temporaneamente chiuso. I volontari della protezione civile si sono subito attivati insieme all'amministrazione comunale per monitorare la situazione e liberare dall'acqua le aree allagate. In mattinata invece è previsto il sopralluogo alla copertura della scuola media di Colle Umberto, parzialmente scoperchiata dalla tromba d'aria che si è scatenata nella zona venerdì sera, danneggiati un centinaio di metri di tetto. Ed ora ci spostiamo nel veneziano. Irritazione agli occhi, alle vie respiratorie e paura tra i clienti del centro commerciale Adriatico di Portogruaro, evacuato dai vigili del fuoco, spray urticante nell'aria, forse una bravata. Sì, buongiorno a tutti da Portogruaro, dove non è ancora chiaro che cosa sia successo esattamente intorno alle 19 di ieri, quando una sostanza urticante in qualche modo si è diffusa all'interno del centro commerciale mediterraneo, portando a accusare diversi problemi respiratori tra i clienti e quindi all'evacuazione del centro commerciale e alla chiusura anticipata di circa 2 ore. Le operazioni dei vigili del fuoco sono andate avanti fino alle 3 di questa mattina per cercare di capire che cosa fosse accaduto. Parliamo del nucleo biologico chimico radiologico, una specialità dei pompieri che si occupa appunto di fare indagini di questo tipo. E nel frattempo il personale del SUEM 118 aveva gestito un triage sanitario sul posto, visitando 73 persone, delle quali 5 avevano dei sintomi di irritazione alle mucose particolarmente accentuati rispetto agli altri. Nulla di grave comunque, per nessuno è stato predisposto il ricovero. Gli operatori dell'NBCR hanno effettuato una misurazione ambientale di tutti i locali con varie strumentazioni per rilevare tutti i tipi di gas presenti, e sono stati verificati anche gli impianti di condizionamento, perché una delle ipotesi era che fossero malfunzionanti e da questo dipendesse questo fenomeno, ma in realtà non è stato così, perché gli impianti funzionavano perfettamente. A questo punto le indagini proseguono con i carabinieri, perché l'altra ipotesi è quella che qualcuno per qualche motivo abbia diffuso questa sostanza. In ogni caso, dopo le analisi anche dell'ARPAV, si è verificato che non c'è più alcun problema, per cui l'apertura del negozio è già stata autorizzata. Per il momento non ci sono altri dettagli, ulteriori aggiornamenti comunque nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali.
Grazie a Tommaso Stoppa, andiamo avanti con la cronaca, ancora sangue sulle strade del Trevigiano, a perdere la vita il centauro Davide Bordignon, 31 anni, residente a Cittadella, stava andando dalla fidanzata a Crocetta del Montello. Era a bordo della sua Ducati, stava rientrando da un fine settimana trascorso a Misano Adriatico. Accanto a lui un amico in sella ad un'altra moto. Ad un tratto, ma la dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale, sembra che le due Ducati si siano sfiorate. Davide Bordignon, 31 anni di Cittadella, è uscito di strada finendo contro un ponticello in cemento armato. Il 31enne non è riuscito ad evitare il violento impatto sbattendo la testa contro il muretto. Nonostante il casco, il 31enne ha subito un grave trauma che gli è stato fatale. A terra la moto e la disperazione dell'amico che nulla ha potuto fare. Bordignon stava rientrando a casa a Crocetta del Montello, dove si era trasferito da poco più di un mese, dove ad attenderlo c'era la fidanzata. L'aveva appena chiamata, le aveva detto che sarebbe stato a casa a breve, ma Davide non è più arrivato. Ed ora ci spostiamo a Jesolo, dove un automobilista ha investito una 17enne, l'uomo è poi fuggito ma si è costituito. Sentiamo tutto da Ilaria Marchiori. Buongiorno da Jesolo, dove alle 4 di domenica notte lungo la strada regionale 43 è stata investita una 17enne di Monselice nel Padovano che stava camminando sul ciglio destro della strada. Il conducente, un 26enne residente nel Trevigiano a Casale sul Sile, però dopo averla travolta si è dato alla fuga, non si è neanche fermato per vedere che cosa fosse accaduto. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 chiamati da chi aveva assistito alla scena, che hanno trasportato d'urgenza la ragazza all'ospedale civile di San Donà di Piave, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Il pirata, dopo essere scappato, ha deciso di prendersi le proprie responsabilità e di tornare sul luogo dell'incidente. Ma i carabinieri sono quindi risaliti più tardi all'automobile, un'Alfa Romeo Giulietta che era parcheggiata nell'abitazione dell'uomo e intestata alla sorella. Sul lato anteriore sinistro c'erano tutti i segni evidenti dell'investimento. Per il 26enne scattato dunque il deferimento in stato di libertà per il reato di lesioni personali stradali gravissime con fuga del conducente. Da Jesolo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie anche ad Ilaria Marchiori, andiamo avanti, ancora un incidente, questa volta però nel Vicentino, terribile frontale ieri sera lungo la bretella che collega Schio al casello dell'autostrada di Tiene nel comune di Zanè. Sentiamo che cosa è successo. Zanè, tragedia sfiorata lungo la bretella che collega Schio al casello dell'autostrada di Tiene nel comune di Zanè. Intorno alle 20:30 lo schianto frontale fra due auto ha fatto scattare i soccorsi. Il bilancio, per fortuna senza conseguenze gravi, è di 4 feriti, tutti usciti autonomamente dalle loro auto accartocciate una sopra l'altra. I pompieri arrivati dal distaccamento di Schio hanno messo in sicurezza le auto e collaborato con il personale del SUEM 118 nell'assistere i feriti. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora. Maxi operazione di intelligence della squadra mobile di Vicenza, ha presi 5 ricercati latitanti. Aveva bloccato e picchiato un'anziana schiacciandole il volto contro l'inferriata del cancello del suo cortile, tutto per rubarle la collana. Sono 2 anni che la polizia cerca quest'uomo, Riccardo Lazic. I suoi complici, che avevano fatto da palo in auto, sono stati presi, il primo a Legnaro, il secondo a Roma. Mancava solo lui, l'autore materiale del fatto. Finalmente è stato trovato. E con un'attività di intelligence in collaborazione con il nostro organo collaterale a Roma è stato rintracciato all'interno di un campo nomadi e quindi finalmente arrestato l'altro ieri. Abbiamo chiuso il cerchio su questo episodio grave. Intercettazioni e appostamenti, un maxi lavoro di intelligence che ha visto impegnata la squadra mobile guidata dal dottor Corazzini, che in un mese ha consegnato alla giustizia 5 ricercati, tra di loro anche Stefano Cremonese, vicentino, bloccato nella sua azienda agricola Campiglia dei Berici. Lo hanno trovato nascosto sotto alla scrivania, nascondeva armi da guerra e droga nel granaio ed è accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie. Novità nella sanità veneta, i medici di base non saranno più solo professionisti privati che operano in convenzione, ma anche dipendenti diretti delle aziende sanitarie. Una quota dei medici di base in Veneto sarà assunta direttamente dalle ULSS.
Lo prevede il nuovo piano sociosanitario per gli anni dal 2019 al 2023, presentato alla quinta commissione del Consiglio regionale dall'assessore veneto alla sanità Luca Coletto. L'attuale carenza e scarsa disponibilità oraria dei medici di base, spiegano dalla maggioranza, è dovuta a 2 ragioni: le mancate sostituzioni per i pensionamenti e il fatto che chi subentra preferisce le aree metropolitane a quelle periferiche. Ora il servizio sanitario avrà la possibilità di assumerli in modo da coprire le zone meno servite e allungare gli orari di visita. Scrivere per la prima volta sul piano sociosanitario che si possono prevedere medici base assunti direttamente è una novità molto forte. Si cerca di, dopo la riforma che è avvenuta della sanità con la legge 19, si cerca di mettere in atto quello che è l'organizzazione del territorio del sistema sanitario. Sul futuro della sanità veneta, spiega il presidente della commissione regionale Fabrizio Boron, pesano soprattutto 2 grosse incognite, quella delle risorse e quella del blocco del turnover. Ci attendiamo che entrambe trovino una soluzione con l'arrivo dell'autonomia. Oggi la difficoltà maggiore è quella del blocco delle assunzioni. Sappiamo benissimo una legge del 2004 che ci impone la riduzione delle spese sul personale, che con l'autonomia viene sbloccata. A quel punto diciamo che il fabbisogno del personale medico e sanitario negli ospedali dovrà trovare giusta copertura. Al via oggi i nuovi orari della ZTL, ci troviamo a Padova, i varchi elettronici si spegneranno più tardi, polemica per la difficoltà di accedere in centro in auto. Da lunedì arrivare in centro diventerà più difficile, entreranno in vigore i nuovi orari della ZTL decisi dalla Giunta Giordani e così i varchi per accedere al centro storico, che prima erano accesi fino alle 20, ora si spegneranno solo alle 23:30 e chi era abituato a parcheggiare in centro per fare poi 2 passi alla sera non lo potrà più fare, o meglio dovrà cercare un parcheggio più lontano a patto di trovarlo. La polemica non si placa, i padovani sono convinti che sarà più difficile arrivare in centro. Già lo è, e non capisco perché vogliano limitare il centro in questo modo, perché lo fanno secondo me morire e invece dovrebbe essere vivo. Le macchine e la possibilità di posteggiare più facilmente lo tengono vivo, potrebbero agevolare il posteggio qui di Piazza Insurrezione con prezzi più economici o tariffe o abbonamenti. Brutta cosa. Non ho problemi io perché ho il parcheggio. Però per chi non ce l'ha è un problema venire. Immagino così si allontanano dal centro e vanno nei centri commerciali? Non è una bella cosa questa. Anche i commercianti sanno che bisogna rivitalizzare le piazze, ma sono convinti anche che bisogna prima raggiungerle. Il pericolo è una concorrenza perdente con i centri commerciali delle periferie. Si è pensato di fermare lo stop alle macchine che avevano l'accesso prima, e questo non quanto per noi ma per i ristoratori, per i bar, diciamo che può essere un danno, sicuramente è un danno. Però nello stesso tempo bisognava anche aumentare e potenziare i mezzi pubblici, perché uno non può dire ok, lascio la macchina fuori, vengo con il mezzo pubblico e con questo torno a casa. Chiudere e precludere al traffico tutto significa far morire il centro, e la gente preferisce i centri commerciali terribili, però possono posteggiare aria condizionata o riscaldamento d'inverno. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Domenica. Nuovamente in studio con la prima edizione dei nostri telegiornali. Siamo nel Trevigiano con le multe inflitte ai viticoltori che non rispettano le norme e i tempi sui trattamenti tra i filari. Intanto a Conegliano riparte la proposta di un referendum per l'abolizione dei pesticidi in agricoltura in tutta la zona. Sentiamo. Inizierà a settembre a Conegliano la raccolta delle 2500 firme per l'istituzione del primo referendum comunale consultivo del Veneto sull'abolizione dei pesticidi in agricoltura. Lo promuovono le associazioni che da tempo si battono contro l'utilizzo dei fitofarmaci tra i vigneti. Giovedì sera l'Assemblea di Naorsi ha riportato il tema dell'espansione delle coltivazioni di prosecco e le inevitabili ricadute su ambiente e popolazione. L'allarme è stato espresso dagli apicoltori che quest'anno vedranno sostanzialmente azzerata la produzione a causa della forte moria negli alveari. Cittadini preoccupati dunque, ma anche arrabbiati per quanti non rispettano le norme di polizia rurale stabiliti dai comuni dove si produce il prosecco superiore. Denunce e segnalazioni in una sorta di guerra tra residenti e produttori. Prosecco e fitofarmaci, l'eterna guerra.
ma non è una guerra. Io penso che il nostro territorio abbia fatto già moltissimo negli ultimi anni, al di là di quelle che erano le leggi nazionali ed internazionali. Abbiamo fatto il nuovo regolamento di polizia rurale con i 15 comuni della DOCG, portandoci veramente a un punto di eccellenza da questo punto di vista. Decine in pochi mesi le multe relative a questo regolamento che viene fatto rispettare da una vera e propria squadra speciale. Sono vigili urbani che sono formati dalla ULS e dagli altri enti competenti, per cui persone formate che non vanno a disturbare chi lavora ma tutelano chi invece pensa di dover essere tutelato. 3 casi scoperti, quello di San Pietro di Feretto, dove il viticoltore ha pensato bene di trattare, mentre la scuola a confine col Vigneto aveva i ragazzi in aula e le finestre aperte. Una situazione che a lungo andare diventerà esplosiva secondo le associazioni ambientaliste, che chiedono ai sindaci di rivedere le autorizzazioni su distanze e filari, obbligando le nuove piantumazioni a spazi maggiori da abitazioni ed edifici pubblici. Anche Conegliano sta facendo queste valutazioni, anche se i problemi da noi sono inferiori a quelli di altre realtà. Ed ora andiamo a Cortina per parlare della nuova cabinovia che collegherà Cortina al Col d'Urchet. La nuova cabinovia è prevista dal piano del commissario straordinario per Cortina 2021 e sarà soggetta a bando di gara. I lavori inizieranno a primavera 2019, l'impianto dovrebbe essere pronto per la stagione sciistica successiva. Si tratta di una novità fondamentale per il comprensorio delle Tofane, perché aumenterà portata oraria e comfort, visto che l'impianto avrà cabine a 10 posti seduti. Si tratta di un impianto strategico perché parte praticamente dal centro di Cortina e con la nuova configurazione gli sciatori avranno a disposizione anche una stazione intermedia col fiere. Una cabinovia nuova e tecnologicamente avanzata, spiegano i proprietari della società Impianti che gestisce queste funivie, che consentirà la riduzione dei tempi di attesa e l'aumento della capacità di trasporto, parametri che faranno dell'impianto una moderna struttura al passo con gli attuali standard di qualità e di richiesta da parte di una clientela sempre più eterogenea ed esigente. Ed ora andiamo invece a Motta per un curioso salvataggio dei pompieri ieri davanti al santuario, una storia iniziata con dei miagoli che arrivavano dal cofano di un'auto. C'era una volta la pubblicità che diceva metti un ruggito nel tuo motore, ma i proprietari della Panda, che ieri davanti al santuario della Madonna di Motta di Livenza, più che un ruggito dal motore si sono accorti che arrivava un miagolio. Tutto è accaduto verso le 9:30, all'uscita della messa. Nemmeno il tempo di girare la chiave che dal cofano sono iniziati degli inequivocabili miagolii che nulla avevano a che vedere col motore. Pronto il conducente a spegnere tutto e subito dopo a verificare che degli occhietti impauriti lo fissavano tra tubi ed ingranaggi. Dopo alcuni tentativi anche da parte di passanti che hanno cercato di dare una mano, sono intervenuti i vigili del fuoco di Motta, che hanno faticato non poco ad estrarre il micio. Tra l'altro hanno dovuto smontare parte del fondo della Panda perché l'animale impaurito non si faceva prendere. L'insolito fuori programma domenicale davanti al sagrato della Basilica ha subito creato un capannello di gente prodiga di consigli per salvare il gatto. Un vero e proprio tifo che si è concluso con un applauso a lieto fine. Il gattino salvato da una fine tremenda, se il conducente avesse ingranato la marcia, come si vede è stato recuperato e pare già adottato temporaneamente in caserma dei pompieri. E la Panda rimontata è ripartita per la sua strada, portando con sé una storia che a Motta e non solo ricorderanno per diverso tempo. Ed ora invece ci spostiamo sui colli euganei, dove fervono i preparativi ad Arquà per i calici di stelle che si terranno a metà agosto, una manifestazione che la città del Petrarca si è aggiudicata per 3 edizioni consecutive. Non doveva essere itinerante Calici di Stelle? Sì, doveva essere itinerante, ma è andata così bene l'anno scorso, è piaciuta così tanto sia agli alcoatesi che soprattutto al pubblico, che d'accordo con tutte e 5 le città del vino euganee abbiamo deciso per 3 anni, quindi questo ancora il prossimo, di svolgerla qui ad Arquà Petrarca. Squadra che vince non si cambia, in questo caso la squadra è tutta la città di Arquà Petrarca, storica perla dei colli euganei. E tra queste vie del borgo, dedicato al poeta aretino che qui volle concludere i suoi giorni 664 anni fa, a metà agosto si rinnoveranno i calici di stelle, che l'anno scorso hanno visto transitare oltre 12.000 fra turisti e visitatori in una sorta di caccia al tesoro fatta di prodotti tipici di questo territorio. Un successo raggiunto da una somma di fattori. La differenza l'ha fatta tante cose. Innanzitutto essere un paese molto bello, molto accogliente, con tante entrate, quindi una logistica estremamente semplificata, allenatissimo a eventi numerosi, una città del vino che tra l'altro è forse la più storica che abbiamo nell'ambito dei colli euganei.
Incarico rinnovato quindi da parte delle altre città del vino euganee, che significa la responsabilità non solo di bissare il successo dell'anno scorso, ma di fare di tutto per superarlo. Ecco perché del susseguirsi ad Arquà delle riunioni degli organizzatori che hanno già stabilito come il 2018 sarà l'anno dei vini biologici, ma anche di quelli vulcanici, dal sapore unico proprio in relazione al terreno di coltivazione. Dal 10 al 12 agosto quindi il borgo sarà un susseguirsi di assaggi e degustazioni alla ricerca del sapore perduto, per arrivare all'ultima serata dove da questo piazzale, dalla visuale unica verso il cielo della notte di San Lorenzo, ci si potrà emozionare con lo spettacolo delle stelle cadenti. Il tutto con un'organizzazione che punta al massimo della comodità. Abbiamo principalmente parlato di logistica e di viabilità, proprio per implementare l'efficienza rispetto allo scorso anno, per migliorare il servizio, aumentando il numero del personale a disposizione e dei posti auto. Quindi stiamo veramente cercando di fare il possibile per offrirvi il meglio come amministrazione comunale, per poter godere il borgo e la festa nel migliore dei modi. Prima di chiudere vi ricordo la nostra trasmissione fra qualche minuto, ore 13, si parlerà di legittima difesa, deve tutelare la vittima o il malvivente. Ospiti in studio Roberto Zancani, imprenditore orafo, Massimo Canduro, senatore della Lega Nord, e Diego Crivellari, Partito Democratico di Rovigo. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Ancora qualche disturbo a causa di una perturbazione atlantica, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà bel tempo, specie nella prima parte della giornata, con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio deciso peggioramento sui rilievi alpini e prealpini, con rovesci e temporali a carattere sparso. Temperature minime sui 17 o 22 gradi. Valori massimi compresi invece tra 27 e 32 gradi circa. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Bellissima mattinata all'insegna del sole su tutti i settori. Il cielo infatti si presenterà poco o parzialmente nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio addensamenti un po' su tutti i settori con piogge piuttosto frequenti. Temperature minime tra 19 e 21 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 29 e 31 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo su tutta la nostra regione, specie nella prima parte della giornata, ma col passare delle ore si accenderà l'instabilità, con temporali sparsi ma frequenti, possibili un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 18 e 19 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 28 e 31 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.